Buongiorno a tutti, siamo qui come ogni 2 settimane per il nostro aggiornamento quindicinale. Allora, cosa vi posso dire? Beh, innanzitutto vi posso dire che nelle ultime 2 settimane ho fatto delle trasferte molto lontane, ho fatto tantissimi chilometri. In particolare sono stato nel Bresciano, nel Bergamasco, Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna, Vicenza, Verona. Insomma, ho girato parecchi luoghi, tantissimi. Di questi tantissimi luoghi non ne ho purtroppo visitati tantissimi, perché sapete che ultimamente non si entra in molti posti, però comunque sono riuscito a entrare alla concessionaria Iveco di Brescia, al ristorante discoteca Albergo abbandonato sui Colli Iberici e la casa vacanze di Dovadola, casa vacanze dei lavoratori portuali. Inoltre domenica uscirà un nuovo video, non vi anticipo nulla, aspettate domenica. Per quanto riguarda invece le prossime 2 settimane, vi posso dire che assolutamente lunedì, clima permettendo, ma il clima per ora, le previsioni danno un clima positivo nelle zone dove devo andare, lunedì andrò in zona Brescia, Trento e Vicenza, verso i colli, verso le Alpi, più verso le montagne. Quindi a questo punto, in questi luoghi, avrò parecchi posti da visitare e spero che le cose mi vadano meglio delle ultime 2 settimane, visto che comunque ho fatto tantissimi posti, ma quelli dove sono entrato e ho fatto dei video lunghi sono purtroppo stati pochi. Sapete, vi ho già detto che è sempre più difficile trovare luoghi nuovi. Comunque io ci metto impegno e i miei soci Enrico e Dante ci mettono impegno anche loro. Bene, detto questo, io volevo ringraziare tutti, perché siete tanti che mi scrivete e che mi date consigli. Continuate a darmi consigli, a indicarmi posti nuovi. Io vi ringrazio, saluto tutti, vi auguro una buona serata e vi invito a seguire costantemente il mio canale, perché sapete che ogni giorno escono novità. Ogni giorno qualche video breve, qualche short, qualche reel nuovo lo pubblico, quindi restate sintonizzati e buona giornata a tutti.